Buongiorno, sono la professoressa Anna Belloni Fortina e sono responsabile della rete europea delle malattie rare cutanee per quanto riguarda l'azienda ospedaliera di Padova. Qui con me c'è la dottoressa Francesca Caroppo, che è appunto il mio vice responsabile e che si occupa con me di tutta la gestione di questa rete a livello dell'azienda ospedaliera di Padova. La rete europea delle malattie rare è una rete, per quanto riguarda la cute, è una rete che associa 58 ospedali in tutta l'Europa, divisi all'interno di 21 paesi. Per quanto riguarda l'Italia, la rete comprende 12 centri. La rete europea delle malattie rare è composta si occupa prevalentemente, per quanto riguarda la cute, di varie patologie rare appunto, e in particolare è sottodivisa in 9 sottogruppi, di cui peraltro l'azienda ospedaliera di Padova è partecipe di tutti i 9 sottogruppi e siamo l'unico centro europeo che partecipa a tutti e 9 i sottogruppi. Questi sottogruppi comprendono sia malattie genetiche, che sono anche definite genodermatosi, che comprendono ovviamente malattie della cute come le ittiosi, come le epidermolisi bollose, come le displasie ectodermiche, come per esempio disordini della riparazione del DNA come il xeroderma pigmentoso e altri naturalmente, e per quanto riguarda invece sempre le malattie rare ma di origine acquisita, quindi malattie che vengono durante la vita, come le malattie bollose autoimmuni e come per esempio le reazioni a farmaco, che naturalmente vengono considerate, alcune di queste vengono considerate rare. Per quanto riguarda il centro di Padova, il nostro ruolo fondamentale è proprio quello di cercare di mettere in comunicazione i pazienti con il centro di riferimento, soprattutto quei pazienti che non sono mai riusciti o che non riescono ad avere una diagnosi anche precoce. È proprio questo lo scopo del centro, quello di cercare di creare una comunicazione, di dare la possibilità a questi pazienti con malattia rare di avere una diagnosi e soprattutto di avere poi una terapia e una presa in carico del paziente, soprattutto per migliorare la loro qualità della vita, per cercare di evitare che facciano lunghi giri per l'Italia o addirittura per l'Europa per poter avere una definizione e soprattutto una presa in carico della propria malattia.